Ciao, siamo ritornati sul Baby Yellow. E sto bambino lo devo lanciare perché è brutto. Piangi, devi piangere. Devi piangere. Devi piangere lo stesso. Ma che versi fai? Butto. Bam! Oh, mi scrive. Ma è pazza questa. Giono, perfetto. Io che sto rimpampendo perché sto bambino mi rompe le balle. Ti metto qua dentro perché tu devi soffrire. Cosa? Ok. Muori. Oh. Così tu non puoi scappare. Ma se io nella notte 2 ti metto nel forno, tu non scappi, vero? No. Prendi. Tiè. Resta qua che ti vado a prendere il pannolino. Ok. No. Ma dai. Voglio metterlo qui dentro. Ma poi sei brutto. Ti ho buggato per un attimo. Scusa. Qua c'è un cesso. Adesso ti metto e falla a me. Allora. Te pareva che dormiva, cioè non poteva non dormire. Hai aperto i cassetti? No? Scusa, tu sei il demonio. Tu andrai all'inferno, secondo me. Te. Dobbiamo andare a letto? Ma certo! Ma sai perché? Ma sai che almeno che fai schifo? Fai schifo! Che nome ci diamo? Ma te, che nome ci diamo? Un culo. Bellissimo, ciao culo! Io avrei in mente di dargli il nome di Alessio lo scemo. Lo scemo ti chiama un culo. Basta di questa parola. No, non piange, non piange. Ti prego. Vabbè, tanto lo sappiamo tutti che piange. Ti prego. Ma tu non potevi dormire tranquillo? No? No. Tu non potevi. Mi ha aperto la porta, è gentile però. Non è gentile. Certo, non è gentile perché rompe le balle. No, io non ci credo. Tu come ci sei finito qua sopra? Cioè, volevo dire qua sotto. No. Nessuno ti ha detto di andarci. E infatti tu adesso ti metto a terra. Ti spengo la luce. No, non si può spegnere perché non l'ho messo nella culla. Ma che versi fai? Sei un cane? Ok. Andiamocene. Hai aperto di nuovo la porta. Ti uccido. Se te ne vai ti uccido. Non piangere. Oh, ce l'abbiamo fatta, Mattia. Allora, comunque ho rifatto The Baby in Yellow per farlo vedere a mio fratello, che non posso far vedere la faccia. Posso farlo così un bambino? Tu non sei un bambino, anche se lo sei. Allora, no. Ok, Mattia, questa stanza è il demonio, ok? Sì. Non ci andiamo perché è brutta. Dov'è il bambino? Eccola. Ti stavi guardando i film? Sai che non si guarda It? Adesso mi metto davanti e non si guarda It. No! Non sono per te! Infatti tu sei It. Sei un pagliaccio. Fai schifo! È una femmina! Una femmina, alla femmina non ci piace il giallo. Adesso ti metto nel forno. Ok, ti ho buggato di nuovo, perfetto. Che dobbiamo fare? Sei scemo. Ciao. Non te ne andare perché io volevo prendere la bottiglia. No, te ne vai lo stesso, figlio di merda.
Scusa, tu hai teletrasporto. Perché mi ha bloccato? Non si blocca. Ah, ok, sei andato là, non ti devo mettere io. Allora, scusa, non volevo. Allora, tu ti vai a cambiare da solo. Vai via. Devi piangere. Devi piangere. No, non piangi, sei sempre felice. Piangi. Non prendo la mia. Piangi. Oh, andiamoci a cambiare poi. Aspetta, non sono come questo, non abbiamo dei riflesso. Siamo invisibili, wow. Vaffanculo. Talismano, lo conosciamo tutti. Ma io ho paura. Mattia, nella notte 3 non la puoi vedere. Poi se la vuoi vedere ti vengono gli incubi. Non siamo alla notte 3, scemo. Bene. Ti uccido la mamma. Allora, tu non stai bene. No. È l'angelo. Vai via. Devi piangere. Piangi. Ma il piede ti attraversa. Ci voglio provare anch'io. Perché non posso vedere? Ah. Vai a dormire nella stanza dei tuoi genitori. No. Vai. Dormi, ti spengo la luce. Ciao. Vado a vedere il sofà. Non posso. Le sono tutte spente. Ora ti apri di nuovo. Ciao bambino, sei luminescente. Ti uccido. Cos'è? C'è una porta? No? I bagni dei genitori per fare l'altro figlio? No? Mamma mia, me lo sono ritrovato davanti. Ah, che schifo fai. Scusa, ma i tuoi genitori dormono con la luce accesa? Perché loro hanno... Ah, ti sei seduto? Comunque, stavo dicendo. I tuoi genitori non hanno una cosa per spegnere e accendere la luce. No. Cioè, adesso noi andiamo di qua. Scusa, non c'è un interruttore per spegnerlo. Affinché non c'è questo. No. Spegni il corridoio. Ah, spengono questo. Allora andiamo a vedere questo. Ah. Non piangere stavolta. Ah! Se piange. No, non piange. Ok. Non so se devo fare ancora il tè baby in yellow perché non sto portando più gacha. Abbiamo visto nella pubblicità un taglio di un'anguria in 3 secondi. Stavolta leggiamo il fumetto che c'è scritto. The Sitter, good night, sweet dreams. Cosa vuol dire, Mattia? Allora, c'è un baby. No. Dai, c'è baby. Allora vuol dire buonanotte, sogni d'oro. E il bambino dice I will show you my dreams. Vuol dire adesso ti mostrerò i miei sogni. Ok. Bambino. Dai, mi volevo vedere di nuovo la TV. Perché piangi? Dove sei? Bambino. No, non sei qua. No. Dove cavolo sei? No. Poi che succede qualcosa. Mattia, puoi vedere, tranquillo, puoi vedere. Ma se noi scendiamo e sbirciamo un pochino. Ah, ora inizia. Bene. Dai Mattia, puoi vedere, sei scemo. No. Ma scusa, il bambino di nuovo in su. Scusa, è là? Qua? Ho bloccato. Ma dov'è? Bambino?
Bambini. Aspetta. Là non c'è. Allora. Noi entriamo. Il suo papà forse gli ha comprato... Come ci siamo finiti qua? Che figo. Ma... è volato! Ah, volevo vedersi la TV. Come piangi brutto. Fai schifo. Mattia, non vedere questa parte? No, non vedere. No, come? Non vedere, non vedere, non vedere, non vedere, non vedere. È cringe, troppo cringe. Bella la musichetta. E poi c'era scritto Team Terribile. A me non sembra terribile sta merda. È una merda sta roba. Wow! Ti sa girare la testa! Muori! Muori! Dammi tu cosita. Ok. Dimmi così. Trovami, trovami, trova. Ma che cavolo? Allora, te stacca a me però. Stacca a me. Stacca a me. Dai Mattia, a me non vedi sta parte. Vedi sta parte. Dai, mi fa troppo paura. Va bene, è finito. È finito, puoi vedere tutto. E levati. Ok, è finito. È finito. Cosa? Alla fine, un attimo, esci. Dimmi tutto. No! Esci. Va bene, esco. Vai su YouTube. Oh, aspetta, calma. Che cosa ti devi vedere su YouTube? Sei un bambino che piange. Ma quello che abbiamo fatto prima. Dai, Sei c'è scemo. un bambino che piange, che se è fatto così, ma forse. No, non sta bene. E niente, Mattia saluta. Ciao. Ciao!